Questa casa ha 600 anni e per fortuna non è abitata. Ci viveva la nonna della moglie del signor Maurizio. Io da quando ho 72 anni, ma una roba così mai vista. Sì, qualche acquazzone veloce, sì, è venuto ancora acqua qui giù, ma non così esagerata. I danni? È durato tanto, è durato 3 ore continue, guarda che non si poteva neanche uscire da casa. E c'era anche qualche grano di tempesta e non si poteva neanche uscire. Che uno poteva anche dire, beh, faccio qualcosa, metto qualche... non si poteva fare niente. Quindi siamo arresi. Diciamo che qui a Pove siamo altini rispetto al Brenta, quindi l'acqua va molto giù più velocemente. Però si vede che era troppa. Poi è venuto giù anche dei sassi del terreno, quindi ha tappato tutto. C'è niente da fare, l'acqua non si ferma. Nella casa a fianco ci si dà da fare per ripulire i mobili e tentare di recuperare gli elettrodomestici, ma ieri, aprendo la porta, si vedeva questo. L'acqua è entrata in tutte le case sfiorando il ginocchio con danni spesso irreparabili. Eccola qua, tutta la parte inferiore è tutta da buttare ed è ancora gocciolante perché non voglio ancora tirare via. Comunque no, proprio non la facevamo più e comunque c'è un dettaglio qua giardino. In questa corte di case come in altre ci si dà una mano, soprattutto in momenti difficili come questo, per tornare alla vita normale prima possibile.